Oggi è una giornata di grande dolore, se n'è andata così, d'improvviso. Vera Slepoi, una persona speciale, ma per me soprattutto l'amica di una vita. Tra i primi a dire addio attraverso i social alla psicologa Vera Slepoi è l'amica di sempre Elisabetta Casellati, ministro delle riforme istituzionali. In poche ore, numerosi i messaggi di affetto e sconcerto giunti da ogni parte d'Italia, tra i primissimi quello di Sergio Giordani, sindaco di Padova, sua città d'adozione. Prima poi un'amica, lo conosco da tantissimi anni, non mi aspettavo una cosa del genere, mi ha sempre aiutato, sostenuto sotto tutti gli aspetti, è un'amica. Mi ha colpito moltissimo sta cosa, per cui sono veramente affranto e dispiaciuto. Dal ministro della cultura Gennaro San Giuliano al presidente del Veneto Luca Zaia, da Mario Conte, presidente di Anci Veneto, alla deputata padovana Elisabetta Gardini. Ieri sera Vera Slepoi aveva partecipato ad un evento del Lions Gli Appelli, sorridente, affabile. La ricorda commossa anche la scrittrice Catena Fiorello, che le dedica una foto scattata a Pantelleria con un ciao Vera, che brutto separarsi senza avviso, così come alcuni tra i compagni dell'avventura politica nella destra che la vide impegnata come amministratore provinciale a Padova. Tra questi Raffaele Zanon. Fui io a proporla come assessore alla cultura e alle politiche sociali della provincia di Padova e lei accettò di buon grado anche questa esperienza con quella capacità critica che tutti le riconoscono. Non era una persona che si allineava, esprimeva sempre i suoi pareri, spesso anche con grande chiarezza e anche grande capacità divulgativa.